Veneto le cerimonie per ricordare la lotta contro il nazifascismo, resta il dibattito interno per l'ambiguità di certe posizioni interne sulla guerra in Ucraina, la figura di Putin e il ruolo della NATO. Le parole del 96enne partigiano di Romano Dezzalino Giovanni Domenico Bontorin: la guerra è un orrore impossibile da dimenticare, non capisco come sia possibile ancora oggi. 25 aprile, festa di San Marco, il patrono di Venezia e dei Veneti. Nel capoluogo lagunare torna anche la tradizione della rosa offerta alle donne di famiglia. Nel giorno della festa di San Marco torna di prepotenza la richiesta di maggiore autonomia del Veneto e il Partito Democratico non si ferma al no della Lega alla proposta di 7 materie per superare lo stallo infinito. Per fine 2022 alla Marco Polo di Venezia sono attesi 8,6 milioni di passeggeri, il 75% del traffico 2019. Allo scalo si torna alla normalità con il ritorno dei turisti. Tra Venezia e Mestre sempre più famiglie hanno un animale domestico e questo riduce il randagismo in città, i dati del comune. Dopo 59 anni torna sulle strade dell'Alta Padovana la rievocazione storica del transito di Sant'Antonio, 200 i figuranti che ripercorreranno a piedi le vie fino al santuario padovano. Buonasera e ben ritrovati. Dunque, lo avete sentito dai titoli: 25 aprile 1945, 25 aprile 2022. La giornata dedicata al ricordo della liberazione si celebra in tutta Italia. Floriana Rizzetto, presidente di ANPI Padova, grazie al 25 aprile se noi godiamo della nostra libertà. Il 25 aprile è l'inizio della nascita della Repubblica Italiana, fondata su una Costituzione che garantisce democrazia, uguaglianza, solidarietà. E quindi è evidente, se non ci fosse stato il 25 aprile, data simbolica evidentemente tutto quello che precede, non saremmo arrivati a un paese come quello che abbiamo. Per carità, ci sono tanti difetti anche nel nostro paese, ma di certo non abbiamo più la dittatura. Oggi più che mai il valore di libertà è un valore che va ribadito e non dato per scontato, alla luce di quanto ci sta accadendo molto vicino al nostro paese e in Europa. Eh sì, se pensiamo che tra la Val d'Aosta e la Sicilia c'è più o meno la distanza che abbiamo tra noi e l'Ucraina o Ucraina che dir si voglia, capiamo che abbiamo la guerra in casa. Ecco, purtroppo devo dire questi valori di libertà non solo per quello che stiamo vedendo adesso, ma in molti paesi non ci sono. Ecco, c'è divieto di esprimere la propria opinione in molti paesi, la Turchia, la Russia, tanto per dire. E poi appunto assistiamo a questa vicenda veramente drammatica e che coinvolge il mondo fondamentalmente. Ci sono tante guerre dimenticate ed sarebbe importante curarsi anche di quelle, ma questa effettivamente in Europa coinvolge praticamente il mondo, i grandi poteri economici, politici, devi temere anche strumentalizzazioni, devi stare attento, insomma, perché comunque di fatto c'è un popolo che è uno Stato dimostrato libero, insomma, che è stato invaso fondamentalmente, indipendentemente da contestualizzazioni o meno. Stiamo assistendo a una cosa a cui non avremmo pensato mai di assistere in Europa. Un evento storico, un passaggio storico che anche all'interno di ANPI nazionale ha creato dibattito con delle uscite da parte del Presidente che insomma sono state fortemente contestate dalla sua vicepresidente, parlando proprio di libertà e ricordando quello che fecero i partigiani. Sì, diciamo che Albertina, che conosco, ammiro, tra le altre faccio parte del Consiglio di amministrazione del Cervi, non l'ha contestato duramente, ha evidentemente messo i puntini sulle i. Ci sono state strumentalizzazioni da parte di tante forze politiche sulla singola parola. Io credo che si sarebbe dovuto stare molto più attenti alla comunicazione e sul discorso delle armi sì, armi no, così evidentemente ci sarebbe da dire. Ecco, quindi Albertina ha espresso un'opinione che alcuni altri anche a livello di congresso nazionale avevano espresso. Ecco, non c'è un dissenso perché di fatto i valori sono quelli e ci crediamo tutti. In questa strategia ci sono delle diversità di opinioni e su quello si sono buttati evidentemente quelli che non amano l'ANPI, insomma, fondamentalmente. Una festa importante per i cittadini, oggi più che mai va ricordata e festeggiata. Che significato ha oggi il 25 aprile, ricordare e festeggiare il 25 aprile? Oggi ci ricorda che siamo gente libera, che una volta non eravamo. E ci sono delle persone che non capiscono cosa sia la libertà. Questo è il guaio. Chi sta bene sotto una dittatura? Nessuno, non crede. Eppure, vede,
veda Putin cosa fa, che poi nel suo paese è venerato. Soprattutto oggi sì, senz'altro. Secondo me sì. Ecco, con la guerra oggi che significato assume? La resistenza, i resistenti in Ucraina sono sono assimilabili ai resistenti nostri, diciamo, della seconda guerra mondiale. È importantissimo il 25 aprile per tutti, è una festa, un ricordo nazionale importantissimo. Assume il significato di ricordare storicamente questo periodo terribile del fascismo in Italia e della resistenza in Italia. Ha oggi un significato ancora più importante alla luce di quanto sta accadendo in Ucraina? Direi proprio di sì. Io mi ricordo la guerra e l'ho vissuta. Ecco, e per i giovani è importante ricordare questa? Immagino di sì, che debba essere comunque una testimonianza che loro devono innanzitutto capire perché c'è stato il 25 aprile e poi perché oggigiorno si stanno perdendo tanti valori e sarebbe bene che questi valori venissero riproposti nella giusta maniera. Per noi ha un significato nel senso che ricorda una fase storica importante per il nostro paese. Certamente per le nuove generazioni non ha molto significato, però per chi ha vissuto certi periodi della storia penso sia ancora giusto ricordarlo e ricordare anche ai giovani il sacrificio che molti italiani hanno fatto per poter essere adesso liberi. È ancora giusto festeggiarlo, anche perché essendo nel campo della ristorazione per me è solo lavoro e speriamo che arrivi. Dunque oggi 25 aprile si celebra la liberazione, 77 anni fa la fine della seconda guerra mondiale. Abbiamo incontrato nella sua abitazione a Romano Dezzelino Giovanni Davide Bontorin, staffetta partigiana, che ci racconta che cosa ha significato per lui quella data, perché lui c'era. Giovanni Davide Bontorin, bersagliere e staffetta partigiana classe 1925. Nato, cresciuto, vissuto a Romano Dezzelino, il 4 luglio compirà 97 anni. E quel 25 aprile 1945, data che segnò la fine della guerra e la liberazione dell'Italia dall'incubo nazifascista e dall'occupazione dei tedeschi, lui c'era. Ricorda con estrema lucidità quei momenti, a cominciare dalla vigilia della liberazione il 24 aprile di 77 anni fa. Piene le strade di tedeschi in ritirata. Venivano qua per Romano perché io ero in piazza, allora metà andavano verso Pove, che andavano su per la Valsugana, e metà prendevano la strada del Crespano. Questo il giorno prima? Sì. Quindi c'erano le strade piene di tedeschi? Alla sera, sì, piene. E il giorno dopo, il 25? Dopo il 25. Cosa è successo? Allora la notte dopo dare a casa e tutti sono scappati via, vero? Perché guai. Tanti donne e bambini sono andati qua sulla nostra collina, che c'era una galleria ancora dalla prima guerra mondiale, sono andati a rifugiarsi là. Io no, io ho girato tutta la notte. Perché girava? Per cattare il posto sicuro. E dopo domattina ho visto la bandiera bianca su al cimitero, la liberazione, finita la guerra. Cosa ha provato? Da una parte contenta, perché l'altra gli viene in mente tutto quello che uno dovuto patire anche, perché per arrivare a quei momenti giovani, sempre quei giovani succedeva. Sì. Tanti giovani pronti davvero a dare la vita per la libertà. Sì. Giovanni Bontorin scampò al rastrellamento del Grappa, che a Bassano porta il segno drammatico lungo il viale intitolato ai martiri dell'eccidio. Quel giorno là siamo partiti per rastrellamento e cominciare a sparare da Eneo,
dalla parte di là coi cannoni alle 7 di mattina del 21 settembre del 44. Quel giorno che impiccava, e abbiamo visto proprio con i nostri occhi là, quando che chiamava sua mamma, andava avanti, con la corda sul camion, andava avanti e restava là. Ma come posso fare le gente arrivare a quel punto? Italiani contro italiani. Che non era contro tedeschi o altra gente, italiani. Divenne disertore perché si rifiutò di combattere per un esercito che non riconosceva più suo. Sin da subito contrario alle ideologie nazifasciste che imperavano in quegli anni, appoggiò la lotta dei partigiani. Io andavo a Campo Solagna, andavo a Lepre, al Forcereto, sempre con una busta chiusa. E come funzionava? E funzionava perché aspettavo gli altri, tra quelli che comandava là e organizzava, che arriva il tale così e così. Ma lei come si spostava? A piedi? A piedi, sempre a piedi, dentro quei boschi. Mi sapevo più o meno le strade nascoste. Giovanni Davide Bontorino ogni anno porta nelle scuole la sua esperienza, raccontando ai giovani storie di vita vissuta, pagine di guerra che hanno toccato da vicino anche il nostro territorio. E a loro lancia un messaggio di pace e libertà. Lei ha sempre lottato per la libertà della sua Italia. Sempre, sempre. Quando sono andato militare, perché allora era ancora sotto il fascismo, dopo ho fatto la fuga, disertore ero messo. Perché lei non accettava quella situazione? No, però non mi hanno più preso, se mi prendevano mi uccidevano perché ero. Però la libertà sopra ogni cosa. Sì. 25 aprile, doppia festa per i veneziani che celebrano San Marco, il loro patrono, e come ogni tradizione che si rispetti, ogni signora attende il suo boccolo. Il 25 aprile per Venezia, per la sua storia che continua, è sicuramente uno dei giorni più importanti. Infatti si festeggia la figura, se non il simbolo di Venezia, San Marco, patrono di Venezia e del Veneto. Di Marco, il secondo degli evangelisti, non si conosce molto. Il suo vero nome è Giovanni, poi divenuto Marco da Marte, dio della guerra, per il suo carattere focoso e generoso. Discepolo di Gesù, seguì fin dalla tenera età Pietro. Marco scrisse uno dei 4 Vangeli canonici. Durante uno dei tanti viaggi, diretto da Aquileia a Roma, a bordo di una barca, fu colto da una improvvisa quanto violenta tempesta e nel tentativo di salvarsi la vita si rifugiò in un luogo sicuro, a riparo dalla violenza del mare. Ed è lo stesso luogo dove più avanti nascerà Venezia. E lì attese che il tempo si calmasse. Durante la notte, un angelo sotto le sembianze di leone alato gli apparve in sogno e gli sussurrò la famosa frase Pax tibi Marce, evangelista meus, hic requiescat corpus tuum. Pace a te Marco, evangelista mio, qui riposerà il tuo corpo. Era una profezia. Marco morì ad Alessandria d'Egitto, molto probabilmente di morte violenta, e lì fu sepolto. Non è certa la data della sua morte, ma la tradizione vuole sia il 25 aprile dell'anno 68 d.C. 760 anni più tardi, 2 mercanti veneziani, Bono da Malamocco e Rustico da Torcello, trafugarono i resti di San Marco e li trasportarono a Venezia, dove vi giunsero il 31 gennaio dell'anno 828. Da allora San Marco divenne il patrono di Venezia e di tutte le terre venete. Da quel momento la figura del leone alato, simbolo di San Marco,
viene riportata nella bandiera veneziana e veneta e sotto alla zampa un libro che riporta parte della frase ricevuta in sogno dall'angelo. Pax tibi marce, evangelista meus. Ma nel giorno di San Marco si rivive anche una delle più belle storie d'amore veneziane. La storia di due giovani innamorati veneziani, Maria e Tancredi. Un amore impossibile, perché lei era la figlia del doge e lui un semplice menestrello. Tancredi chiese la mano di Maria, ma il doge, come era prevedibile, rifiutò. Impossibile per un menestrello ricevere in sposa la figlia del doge. Tancredi allora, in cerca di fama e di gloria, si arruolò con l'esercito di Re Carlo per combattere i Mori e nell'intento di tornare a Venezia per chiedere nuovamente in sposa Maria, ma questa volta da valoroso condottiero. Purtroppo Tancredi trovò la morte combattendo, ma prima di spirare riuscì a staccare una rosa e intinta del suo sangue la inviò alla sua amata in segno di amore eterno. Maria, stringendo al petto la rosa del suo amato Tancredi, morì dal dolore. Ecco perché ogni anno, il 25 aprile a Venezia, è tradizione regalare un bocciolo di rosa rossa alla propria amata, il boccolo. Buon San Marco a tutti e buona festa del boccolo. Ed ora ci fermiamo qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. 25 aprile festa dunque di San Marco, una giornata in cui il Veneto torna a chiedere l'autonomia e per il Partito Democratico serve un cambio di strategia. 25 aprile in Italia si celebra la liberazione, ma non solo. In questa giornata grande protagonista è il leone alato. C'è aria di festa, la festa di San Marco, solennità patronale di Venezia e del Veneto, in memoria dell'Evangelista. 25 aprile 2022. 1646 giorni in attesa del governo. L'autonomia aspetta e in questa giornata la riforma più attesa dai veneti diventa tema di confronto. Nei giorni scorsi, insieme al segretario del PD del Veneto, Andrea Martella, abbiamo presentato le nostre proposte sull'autonomia. In particolare abbiamo chiesto al presidente Zaia di individuare alcune materie che secondo noi devono essere 6 o 7 materie, come stanno facendo altre regioni, per portare a casa materie specifiche nella trattativa con lo Stato. Pensiamo alla formazione nel campo del lavoro, pensiamo all'internalizzazione delle imprese, individuare le materie che davvero servono al Veneto, perché il fatto di aver chiesto le 23 materie, come abbiamo visto in questi mesi, in questi anni, ha portato a un blocco della discussione con lo Stato. Oggi l'autonomia è una battaglia che non ha colori politici, è una conquista dei veneti per i veneti, un tema politico che viene portato avanti dal centrodestra così come dal centrosinistra, e il Partito Democratico in questo 25 aprile torna a chiedere al presidente Zaia di individuare 6-7 materie specifiche su cui concentrare tutti gli sforzi per ottenere l'autonomia. Insomma, serve un cambio di strategia. Davvero è il tempo di uno scatto in avanti, è il tempo di un'accelerazione. Manca un anno alla fine del mandato di questo governo. Se non vogliamo che passi un altro governo senza portare a casa l'autonomia, serve uno scatto e serve soprattutto individuare le materie che vogliamo. Per far questo abbiamo anche chiesto una commissione speciale in Consiglio regionale, perché il Consiglio regionale deve tornare a discutere dell'autonomia, deve tornare a confrontarsi con i cittadini, con le associazioni di categoria, con i sindacati, per scegliere insieme quali sono le materie centrali sulle quali lavorare. Perché? Perché se non c'è da parte di tutto il territorio una condivisione su quali sono i principali temi che vogliamo portare a Roma e sulla quale vogliamo chiedere autonomia da Roma, è difficile portare a casa questo risultato, ma noi questo risultato lo vogliamo davvero. Allo scalo aeroportuale Marco Polo di Tessera si torna alla normalità con il ritorno dei turisti, specie europei, e i visitatori inglesi.
Per fine 2022 al Marco Polo di Venezia attesi 8,6 milioni di passeggeri, vale a dire il 75% del traffico del 2019. La stagione estiva è iniziata a fine marzo, con la Pasqua è entrata nel suo pieno. Abbiamo visto in questi giorni una media di quasi 35-38 mila passeggeri al giorno, abbiamo 20 milioni di posti in vendita per il 2022, per cui le aspettative sono in linea con le previsioni, che vuol dire arrivare a circa un 80% di quello che fu l'anno di riferimento, il 2019. Tra gli investimenti di Save in programma per lo sviluppo del Marco Polo, con l'ampliamento del lato nord per la prevista bretella ferroviaria, quei cantieri previsti a partire da marzo 2023, anche il vertiporto, sebbene nel giro di qualche anno, per collegare Tessera ad altre città con tempi di percorrenza di mezz'ora e con sistemi di trasporto elettrico, appunto. Presupposti di un potenziamento anche economico con la ripartenza già in atto e la fine della sofferenza dettata dai voli intercontinentali. Però l'intercontinentale ha iniziato dopo 2 anni di fermo in questo sabato scorso su voli per il Canada, Toronto e Montreal, e partiamo con i voli verso gli Stati Uniti fra una settimana, per cui sì, è vero, abbiamo avuto un po' di sofferenza sull'intercontinentale, però pian pianino il Nord America riparte. In questi giorni, specie durante questi ponti festivi, in aumento l'arrivo dei turisti europei. Diciamo che i francesi sono più affezionati alla regione Veneto. Il turismo di prossimità per la regione Veneto è molto importante, per cui tedeschi, olandesi, gente che arriva in macchina, parliamo del 2021, però quest'anno si riparte con molta forza dal mercato francese, e un mercato che ha sofferto molto, che è il mercato inglese, diventa nuovamente il mercato numero 1, con oltre 5 milioni di posti in vendita. Sempre più famiglie hanno un animale domestico e questo riduce il randagismo in città, a dirlo l'assessore comunale di Venezia Massimiliano De Martin. Per strada vediamo non ci sono molti animali randagi, diventano randagi quelli che le famiglie a un certo punto non riescono più a gestire in famiglia e li lasciano liberi. Quindi dove ci sono persone che hanno la capacità e hanno la forza per poter inserire all'interno della famiglia un animale, lo portano con sé ovunque, altri invece poi ripensandoci lo abbandonano. Ecco, è meglio non abbandonarlo, portarlo in strutture come queste, rimetterlo a disposizione di chi ha la possibilità e la capacità, in modo tale che appunto randagismo e animali vaganti ce ne siano sempre meno nel nostro territorio. Sempre più famiglie hanno un amico a 4 zampe, che sia un cane, un gatto o un furetto, e questo influisce notevolmente sulla riduzione del fenomeno del randagismo nel comune di Venezia. L'ha evidenziato l'assessore De Martina all'inaugurazione della nuova struttura per animali al Parco San Giuliano, realizzata insieme alla Regione e all'Ulstre Serenissima. È una cosa molto importante perché la dimostrazione è quando le istituzioni si parlano, collaborano, riescono ad efficientare e portare avanti insieme dei progetti che sono complementari. Qui non siamo in concorrenza. Un messaggio che vorrei lanciare a tutti, che pur la città si è dotata di questo hub, diciamo, sanitario, il canile sanitario e il canile rifugio della città di Venezia, comunque lo scopo non è di dare permanenza agli animali che verranno ospitati, l'obiettivo è proprio quello di darli in adozione. Quindi qui siamo all'eccellenza per l'accoglienza di questi animali, ma l'obiettivo vero e proprio invece è farli adottare. Ecco perché siamo nel Parco di San Giuliano, ecco perché la viabilità porta anche qui dentro i canili, proprio per permettere ai cittadini di venirlo a visitare, concordando con i gestori, ma soprattutto perché sia un luogo aperto, non più canili nascosti, ma canili che sono visibili, perché lo scopo appunto è quello dell'adozione. Ma le novità non terminano qui. La scorsa settimana è stato firmato l'accordo per l'assegnazione definitiva all'EMPA, che è risultata l'associazione a cui è stato affidato il canile, e il 1° maggio comincerà proprio l'apertura da parte dell'EMPA, proprio con il trasferimento anche degli animali che in questi 2 anni abbiamo portato nel canile di Mira, in modo tale che trovassero in momento transitorio una giusta collocazione. Però adesso questi dovranno tornare qui e ci sarà una programmazione proprio per riportarli nel nostro canile. Ed ora in provincia di Padova torna sulle strade dell'Alta Padovana la rievocazione storica del transito di Sant'Antonio.
Il 12 giugno 1231, quando Antonio, sentendosi vicino alla morte, chiese ai confratelli di riportarlo a Padova. Il santo partì su un carro trainato da buoi lungo le antiche strade e morì alle porte della città, dove adesso sorge il santuario di Sant'Antonino all'Arcella. Lungo quelle strade, dopo 59 anni, torna la rievocazione storica del transito di Frate Antonio, realizzata in questo modo solo 3 volte nella storia. 200 figuranti che ripercorreranno a piedi le vie fino al santuario padovano. Si partirà alle 5:45 dal santuario della Visione di Campo San Piero, con varie soste lungo il territorio, da San Michele delle Badesse alla chiesetta degli Alpini di Campodarsego, a Villa Menini, sempre a Campodarsego, e poi al Parco della Repubblica a Cadoneghe. La rievocazione terminerà intorno alle 19 al santuario dell'Arcella. Non sarà possibile aggregarsi al corteo, ma si potrà assistere al passaggio lungo il tragitto. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile. Soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione. Bentrovati al meteo. La settimana prosegue all'insegna dell'instabilità. La perturbazione infatti staziona sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 26 aprile evidenzia un tempo decisamente variabile. Avremo infatti piogge diffuse un po' ovunque, localmente anche di moderata intensità. Migliora poi entro la notte. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 4 e 10 gradi, massime oscillanti invece tra i 13 e i 18 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso, come vedete, avremo condizioni di maltempo, precipitazioni frequenti sin dal mattino e un po' per tutta la giornata. Temperature minime tra 5 e 11 gradi, massime sui 15-17 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove di fatto ci saranno poche novità, temporali un po' dappertutto, anche in questo caso nella notte in esaurimento. Temperature minime intorno ai 7 gradi, massime sui 17-18 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile. Soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione.